Eccoci qua, cuffia e microfono, Alessandro Barbero e Davide Savelli pronti a rispondere a tutte le vostre domande. Io vi leggerò le domande e Davide Savelli risponderà. Assolutamente no. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Di cosa parliamo oggi? Oggi c'è chi vorrebbe un parere sulla storia raccontata, in parallelo. È Pierpaolo che scrive: nel nostro anno 1000, cosa succedeva in Australia, in India, in Giappone o in Sud America? Mi piacerebbe che per una volta si sviluppasse un racconto orizzontale in un dato periodo piuttosto che la consecutio verticale. Lei che ne pensa? Penso che è una cosa interessante, ma, non si presta più di tanto al racconto e adesso proveremo a dimostrarlo, Però è una cosa che mi stimola, perché una delle letture di storia che io ricordo più vividamente dalla mia infanzia è questa. A casa mia c'era, non so bene perché papà e mamma l'avessero comperata, ma c'era una serie di volumetti pubblicati dal Saggiatore negli anni 60 che si intitolava proprio Storia comparata del mondo. Dal 1200 al 350 a.C., il primo volume, poi si andava avanti credo con altri volumi, era fatta da due tedeschi, di cui mi ricordo ancora il nome, si chiamavano Hofstadter e Pixa. Ed era una cosa come forse solo dei tedeschi effettivamente possono fare con tanta precisione. E cioè, sostanzialmente, partivi da appunto nel 1200 a.C. e ti dicevano cosa succedeva nel Mediterraneo, e poi ti dicevano cosa succedeva in quel momento in Sud America, e poi cosa succedeva in Corea, anche entrando abbastanza nei dettagli. E io ricordo l'effetto assolutamente spaesante di leggere, perché io da ragazzino leggevo qualunque cosa. I miei sostengono che io leggevo anche l'etichetta dell'acqua minerale quando ero a tavola, insomma. E quindi io questa roba avevo provato a leggerla effettivamente quando avevo 10 o 11 anni. E leggevi queste cose che di colpo si interrompevano e venivi trasferito in tutt'altro posto dove succedevano cose completamente diverse, con tutta una serie di freccine che ti rimandavano se volevi sapere dove era arrivata la storia alla volta precedente. È una cosa molto utile, ma è soprattutto una cosa molto divertente, perché la verità è che non si può fare un racconto, si fanno una serie di racconti separati. Adesso Pierpaolo diceva, prendiamolo in parola, no? Australia sì. È la prima. Anno 1000, intorno all'anno 1000, partiamo dall'Australia. Allora, intorno all'anno 1000 in Australia, tanto per cominciare, non sappiamo bene cosa succedeva in Australia, perché gli australiani non scrivevano. E quando una società non scrive, conserva sì una memoria orale, però tutta leggendaria, come dire. Quindi noi non siamo assolutamente in grado, ci saranno stati sicuramente scontri epici fra tribù, capi carismatici, noi non sappiamo nulla di nulla. Ci aiuta a sapere qualcosa di più l'archeologia con le sue datazioni, però ecco, quando veniamo a sapere che 1000 anni fa in Australia usavano già per pescare degli ami da pesca fatti con le conchiglie, ecco, bene, è qualcosa. Però evidentemente appunto è un po' poco. Purtroppo le società aborigene dell'Australia sono vissute per migliaia di anni senza tramandarci una consapevolezza precisa della loro cronologia, dei loro avvenimenti. E questo, ecco, sorprende il totale contrasto con, credo, tutti gli altri ambiti geografici che Pierpaolo proponeva. India. Ecco, l'India è il prossimo. Allora, in India invece sappiamo un'infinità di cose, così tante che è impossibile riassumerle, perché in India 1000 anni fa o nell'anno 1000, insomma, in India esisteva una infinità di dinastie. La storia naturalmente è sempre innanzitutto storia del potere e della politica. E questo perché sono quelle le cose che le società scrivono e tramandano. Poi la storia si sforza di fare anche 1000 altri approfondimenti in 1000 direzioni, per cui, io credo che gli specialisti si interessino sicuramente a quello che la gente mangiava a pranzo nell'India dell'anno 1000, ecco. Ma se uno va a prendere una prima serie di informazioni, quelle più dettagliate e approfondite riguardano la politica. E c'è da rimanere sbalorditi, perché l'India dell'anno 1000 era governata da una moltitudine di dinastie, di ognuna delle quali noi conosciamo il nome, le zone che governava in un certo momento, le espansioni in un'altra direzione. Ora, l'India, che fra India e Pakistan sono circa 4 milioni di chilometri quadrati, d'accordo? Quindi come l'Unione Europea, grosso modo. E direi che rispetto alla quantità di popoli e di stati
che ci sono in Europa, che pure sono tantissimi, l'India era ancora più impressionante. Quindi ci sarebbe da scrivere migliaia e migliaia di pagine, e le scrivono gli specialisti naturalmente, sulla storia di queste dinastie, dove noi, diciamo, uomini della strada, e quando si tratta della storia dell'India vi assicuro che anch'io sono l'uomo della strada, non ne sappiamo niente. E su questo poi riflettiamo magari alla fine, perché secondo me vengono fuori delle cose interessanti ragionando su questo tema. L'India è un mondo talmente complesso che per fortuna possiamo andare oltre la storia puramente politica. Per esempio la religione. L'India aveva assistito in precedenza al trionfo del buddismo e invece nell'anno 1000 il buddismo stava arretrando perché si era ormai costituita la religione indù, come esiste ancora oggi, e quindi stava prendendo piede. Ma c'era già anche una pressione islamica da Occidente, per cui pian piano una parte dell'India si convertiva all'Islam, specialmente in quello che oggi è appunto il Pakistan. E tutte queste religioni costruivano grandiosi templi, molti dei quali esistono ancora oggi. Siamo in leggero anticipo, per capirci, rispetto alle nostre grandi cattedrali romaniche e gotiche, che vengono fuori poi nel XII secolo. Ecco, nell'India dell'anno 1000 già costruivano questi templi straordinari e avevano contatti commerciali con la Cina e avevano grandi matematici. E non dimentichiamoci che i numeri che noi chiamiamo i numeri arabi in realtà sono i numeri indiani, sono stati proprio scippati agli indiani che ne sono gli inventori. Quindi una civiltà straordinariamente complessa di cui noi in Occidente, eccettuato una manciata di specialisti, non sappiamo niente. Ma su questo appunto torniamo alla fine magari. Giappone anno 1000. Giappone anno 1000 in uno dei grandi periodi classici della sua storia, quello che loro chiamano il periodo di Heian. La capitale è a Kyoto e c'è già quello che sarà un tema poi per molti secoli della storia giapponese, e cioè il contrasto fra un potere imperiale sacralizzato e i grandi feudatari, i clan nobiliari delle province con i loro eserciti di samurai che tendono a sottrarsi all'egemonia appunto dell'imperatore e a ridurre l'imperatore a una figura vuota, puramente cerimoniale. Ma c'è anche qualcos'altro nel Giappone dell'anno 1000. Se andate a vedere i cataloghi delle nostre case editrici, ci sono alcuni classici della letteratura giapponese che da sempre sono stati, da molto tempo almeno, da quando ero bambino di nuovo, sono tradotti in italiano e sono in catalogo, e che io a suo tempo ho anche faticosamente letto. Il libro del guanciale di Sei Shonagon, la storia di Genji, il principe splendente di Murasaki Shikibu. Ora, non sapendo il giapponese uno non se ne accorge, ma Sei Shonagon e Murasaki Shikibu sono donne. Questi sono capolavori della letteratura classica giapponese scritti da donne, dame di corte, di questa corte imperiale di Kyoto appunto, dove si faceva sempre meno politica e sempre più arte, musica, letteratura. E quindi di nuovo, un paese, il Giappone, che in quel momento è in una fase di straordinaria, fioritura della sua civiltà, senza avere praticamente nessun rapporto né con quello che succedeva in India, né tantomeno con quello che succedeva in Australia. Ecco. Cos'altro voleva sapere Pierpaolo? Sud America mi sembra un tantino largo. Vogliamo fare, Mesoamerica, America centrale? Sì, anche perché credo che proprio nel vero Sud America non ci fosse ancora moltissimo ancora in quel momento. E invece in America centrale, certo, nell'attuale Messico, Nicaragua, e lì c'erano i Maya. Non solo c'erano i Maya, c'erano stati i Maya, che avevano già avuto il tempo di, dominare quei territori e creare una straordinaria civiltà, costruire città, costruire templi, produrre una letteratura andando avanti, credo, per qualcosa come 1500 anni, e nel 1000 d.C. erano già in piena dissoluzione. Le loro città erano in abbandono, il centro politico della regione si stava spostando, le grandi dinastie si erano estinte, e questo lo sappiamo con una precisione straordinaria, perché i Maya, datavano i monumenti che costruivano. Ecco, prima parlavamo degli aborigeni australiani, per i quali la memoria era memoria di fatti
che poi, dato la loro mentalità, non sempre si distinguevano bene dai sogni e che comunque non erano legati a una cronologia. I Maya avevano l'idea chiarissima della cronologia, datavano i loro monumenti e oggi gli studiosi vanno a vedere queste date ed è impressionante perché io ho trovato qualche dato qui e ve lo somministro. Nel 514 d.C. c'erano circa 10 monumenti all'anno con una data. Intorno al 750 d.C. abbiamo 40 monumenti all'anno con una data. Poi questa quantità di monumenti datati dei Maya comincia a diminuire. Intorno all'anno 800 sono di nuovo solo 10. Intorno all'anno 900 siamo a 0. Cioè i Maya non costruiscono più nessun nuovo edificio mettendoci la data. Ora, questa cosa del collasso dei Maya naturalmente è un grande interrogativo e da sempre ci sono, credo secondo gli ultimi conteggi, 80 diverse spiegazioni del collasso dei Maya. Oggi va molto di moda la variazione climatica, che avrebbe scacciato appunto dal loro territorio gran parte di questi popoli. C'è anche l'81esima spiegazione del collasso, naturalmente, che è quella che consiste nel dire non c'è stato nessun collasso. La civiltà Maya semplicemente ha continuato a fiorire spostandosi altrove, ma non si è interrotta, non è sparita, e quindi vederla come spesso noi vediamo la storia, no? In termini di civiltà che fioriscono, arrivano all'apogeo e poi collassano, ecco, è un modo fondamentalmente sbagliato di vedere le cose. Ora, appunto, come avete ben capito, io non sono uno specialista della storia dei Maya, ho dovuto andare a informarmi anche su questo per rispondere a Pierpaolo, ma certamente tutto questo è estremamente istruttivo perché, come dire, Davide, io direi che ci aiuta a mettere, a relativizzare la nostra visione del mondo e del passato di europei, di occidentali, no? Ecco, perché insomma, noi studiamo a scuola i Carolingi e poi gli Svevi e gli Asburgo, i Borboni, i Savoia e abbiamo l'impressione di conoscere la storia umana, tutto sommato, no? Ecco. Poi ti rendi conto che nessuno di noi persone comuni, ripeto, sa niente della dinastia Cialukya dell'India meridionale, non so neanche se lo pronuncio correttamente. Confermami che anche tu, Davide, non hai mai sentito parlare della dinastia Cialukya. Ecco, la dinastia Cialukya, che in realtà è un nome che riunisce almeno 7 dinastie diverse, che hanno regnato su parte dell'India nell'arco di 500 anni e che quindi ha una sua storia conosciuta oltretutto, ma non da noi. Un altro esempio che mi ha colpito molto per la data. Noi studiamo la battaglia di Adrianopoli del 378 d.C. ed è una data cruciale perché effettivamente segna l'inizio delle invasioni barbariche. Io ci ho fatto un libro anche. Quindi di quel momento fondamentale in cui in Europa il potere dell'impero romano crolla e si crea la fusione etnica tra popolazione romana e popolazioni germaniche da cui tutti noi, italiani, francesi, discendiamo, no? Ecco. Quindi 378 d.C., qual è il grande avvenimento? La battaglia di Adrianopoli, certo. E non sappiamo niente di Siai-Hak, nome che significa un fuoco è nato, che è stato un grande leader Maya, ricordato nei geroglifici dei monumenti Maya, e che nell'anno 378 ha conquistato la grande città di Tikal, nel Guatemala, mettendo in piedi uno dei più potenti regni della civiltà Maya. Ecco, chi siamo noi per dire che la battaglia di Adrianopoli e le invasioni barbariche sono una cosa importantissima e invece la conquista di Tikal da parte di Siai-Hak non c'è nessun bisogno di saperlo. Intendiamoci però, questa non è una critica al fatto che noi a scuola studiamo la nostra storia. Non si potrebbe fare diversamente. E abbiamo già avuto occasione tante volte di dire che a scuola si fa fatica a svolgere un programma che sostanzialmente riguarda la nostra storia, il nostro passato. Non è sbagliato far così. Così come è sperabile, e io credo che ormai stia accadendo, che in Messico si insegni ai ragazzini la storia dei Maya e non soltanto quella dei re cattolici di Spagna, naturalmente, no? E che in India si insegni la storia delle loro dinastie e non quella del British Raj, dell'impero britannico. Ma tolto questo, però, è inevitabile che ognuno studi e conosca la sua storia.
sarebbe bellissimo se fossimo consapevoli di come la storia che noi conosciamo è solo la storia di un pezzetto del mondo. Tempo scaduto. Per oggi è finita, alla prossima volta allora. Grazie professore. Terminato l'episodio, come segnalazione ribadiamo il titolo del volume citato dal professore, ovvero La storia comparata del mondo di Hans Hofstadter e Hannes Pixa. 8 volumi che l'esimio definisce volumetti, ma sono in media di circa 400 pagine ciascuno, pubblicati dal Saggiatore tra il 1964 e il 1965. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.